La facoltà di medicina arriva a Treviso con un corso completo di studi dal primo al sesto anno. Oggi l'ufficialità con l'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge relativo. 18 professori associati, 20 docenti a contratto, 2 unità di supporto e già dal prossimo anno accademico si potranno aprire le porte dell'università per 60 nuove matricole. È un sogno che diventa realtà e si stanno ultimando le ultime formalità, ma diciamo che chiuse queste formalità si va verso la direzione di far partire il primo anno accademico addirittura dal 2020-2021. Significherà che già questo autunno avremo le prime matricole. Convenzioni con l'Università di Padova per la facoltà di medicina sono attive da decenni, ma gli insegnamenti presso l'ospedale di Treviso sono stati finora limitati al secondo triennio. Dal prossimo anno a Treviso ci sarà un corso completo che andrà a costituire un polo di alta formazione. Il finanziamento della Regione è stimato in 1.600.000 euro l'anno. Va sostanzialmente a riconoscere il grande ruolo che hanno avuto in questi anni ovviamente la presenza delle cliniche universitarie su Treviso, il grande ruolo dei professionisti, dei medici ospedalieri, di tutta la macchina del Cafoncello e quindi della sanità trevigiana, che va poi a integrarsi con quello che è l'Accademia, l'Università di Padova. Le aule per accogliere gli studenti verranno ospitate nella costruenda Cittadella della Salute, dove verranno realizzate 4 aule da 100 posti e 5 aule da 60. Nell'attesa della realizzazione della Cittadella, gli studenti potranno seguire le lezioni al Cafoncello e negli spazi messi a disposizione dai medici di famiglia e dalla Banca dei Tessuti. È bene ricordare che i 60 posti non vengono sottratti a Padova, ma sono oltre a quelli di Padova, in un momento nel quale mancano 56.000 medici in Italia, dei quali 1.300 in Veneto. Quindi formare più medici aiuta sicuramente la sanità.